Ciao Senatur, potremmo chiudere qui questa edizione speciale perché credo siano le uniche due parole che un'intera comunità, molto più che politica, anche politica ovviamente, nel senso una comunità che non si è mai vergognata di difendere le proprie idee nella polis, ma una comunità umana, una comunità esistenziale, una comunità valoriale, si sta ripetendo in queste ore, in questi minuti, credo solo queste due parole di fondo, accompagnandole con delle lacrime che sono anche devono essere delle lacrime di gratitudine, e in realtà questo editoriale potrebbe dovrebbe finire con queste due parole: "Ciao Senatur". Però sarebbe ingiusto perché la tua non sarà mai un'assenza, sarà sempre una presenza, probabilmente a maggior ragione in queste ore una presenza, anche direi in primis per quello che hai rappresentato, per la comunità che ricordavo, ma per l'intera storia, italiana degli ultimi decenni. E sì, perché Umberto Bossi, già quando diciamo iniziò a occuparsi, a mettere al centro, del proprio agire nella suddetta polis la questione dei territori, la questione settentrionale, la questione del riscatto del nord, iniziò a farlo già negli anni '80, quando davvero era un altro mondo, quando c'era ancora il muro di Berlino, c'era una situazione apparentemente ricalcata su una stasi. Eppure lui, con quel fiuto politico anticipatore che mostrò poi tantissime volte nella sua carriera e che ormai anche gli avversari minimamente intelligenti li riconoscevano, capiva che era un mondo che in realtà stava andando incontro a una frana, a un cambiamento epocale, e lui vedeva nella questione appunto della libertà del territorio, delle radici, dell'identità, del riscatto anzitutto delle persone, della comunità prossima, la più vicina, il baricentro di un nuovo agire politico. Ma non si limitò a vederlo, perché lo videro anche altri questo, lo tradusse nell'azione. Fu un vero e proprio cigno nero, in un momento in cui l'ultima stagione della Prima Repubblica era ulteriormente avvitata attorno al verbo centralista, iperstatalista, iperclientelare, anche lì un sistema apparentemente bloccato che replicava in piccolo il sistema bloccato globale. E tra i primi a romperlo concretamente ci fu sicuramente Umberto Bossi, che tra le altre cose ha lo straordinario merito storico di aver, probabilmente per la prima volta nella storia repubblicana, posto dei temi al centro di un progetto politico che erano tenuti nella periferia delle idee, nello scantinato, nel folklore quasi. Anzitutto fu il primo di fatto a costruire un movimento dei produttori, cioè a fare della voce dei produttori di ricchezza un valore politico, un valore di rivendicazione rispetto a quel sistema ingessato, iperstatalista di cui sopra. Non a caso il suo progetto nasce, è sempre stato e anche oggi è trasversale alle canoniche distinzioni destra-sinistra. Poi non è stato per aria, tant'è che a un certo punto ha fatto una scelta di campo per la coalizione di centrodestra, ma sempre con quel laicismo ideologico in nome dell'obiettivo. L'obiettivo era anzitutto dare una voce a chi produce, e spesso nella storia italiana è stato semplicemente spolpato. E qui la seconda grande questione che fu veramente il fulcro della comparsa di questo cigno nero della politica, la questione settentrionale, che per la prima volta con Umberto Bossi diventa tema politico dirimente. Fino ad allora c'era solo la questione meridionale equivocata, strumentalizzata, svilita in una rivendicazione paradossale, che chiedeva più assistenzialismo in uno Stato iperassistenzialista, e invece Bossi pose la questione delle questioni, la messa in discussione dell'idrovora centralista, che sì, teneva il Sud in una condizione di mantenimento di fatto pseudo servile,
drenando ricchezza dal nord, saccheggiando fiscalmente i territori produttivi. Questo era uno dei filoni che contribuiva alla stasi della Repubblica. Bossi fu il primo a indicare elefante nella stanza che venivano ignorati dal dibattito, come il residuo fiscale abnorme, fuori misura, imparagonabile con qualunque altro paese europeo occidentale, che veniva drenato per esempio da Lombardia e Veneto. Ricordiamo che la Lombardia tutt'oggi ha un residuo fiscale a proprio svantaggio superiore ai 50 miliardi l'anno, cioè soldi dei lombardi che se ne vanno nell'idrovora centralista senza che tornino in servizi sul territorio. Bossi prese queste istanze liberate dal codice della Prima Repubblica, le coagulò in un progetto politico iper innovatore e lo fece appunto con grande realismo, perché far politica vuol dire incidere, non vuol dire fare salotto o convenistica, tenendo sempre questo doppio binario intelligente, la chiarezza degli obiettivi, rispondere a quelle istanze, al mondo della produzione, alla questione settentrionale, alla messa in discussione dello Stato centralista, ma facendolo con tutto l'alfabeto del realismo della politica. E da qui a un certo punto la scelta di campo per la, diciamo, coalizione di centrodestra, il rapporto privilegiato nella differenza da alleati con Silvio Berlusconi, perché Bossi anche lì col suo fiuto innato, istintivo, più che razionale, non irrazionale, più che razionale, capì quasi subito che la rivoluzione liberale era l'altra faccia della sua battaglia, che la rivoluzione liberale, la rivoluzione federale, l'ammodernamento dello Stato, la fine della rapina fiscale, tutto questo erano parti di una stessa grande istanza che stava diventando un grande progetto politico con tutti i suoi limiti. Poi ci ha deluso alcune volte, ma era il progetto politico a un certo punto del centrodestra, all'interno del quale Bossi svolse un ruolo fondamentale. Anche lì con la sua grande intelligenza politica di pesarsi, di far valere sempre. La Lega ha avuto nella sua storia un'oscillazione di consensi, ce l'ha tuttora come tutti i partiti vivi, no? Non quelli delle truppe cammellate, ma qualunque percentuale avesse, Bossi la spendeva tutta al tavolo del centrodestra per remare in quella direzione, anche rispetto ai gattopardi di cui è stato ed è affollato anche il centrodestra, agendo da questo punto di vista come una sorta di sindacato nel senso positivo e virtuoso del nord, della produzione, dell'autonomismo. La sua grande laicità ideologica si vide anche nei rapporti di collaborazione con i movimenti autonomisti meridionali, siciliani. Non è mai stata una battaglia etnica quello di Bossi. Bossi era un uomo libero e assolutamente privo di qualsiasi istinto da determinismo etnico. Era una battaglia di libertà contro il centralismo che, seppur in modo diverso, svantaggiava sia il nord che il mezzogiorno. E a un certo punto anche la grande intelligenza di Bossi di cogliere i cambi di stagione, fino ai cambi di stagione interni alla Lega. A un certo punto c'è stata, questa è cronaca anche degli ultimi anni, diciamo in quella realtà parallela che è la bolla dei media mainstream, si è sempre auspicato, lo si è sempre tirato per la giacchetta, no? Che Bossi rinnegasse, uscisse, maledisse la Lega. Ma Bossi era la Lega. Questa cosa poteva pensarla solo qualche collega chiuso in qualche redazione romana o anche milanese, comunque scollegata da quel mondo su cui Bossi aveva voluto costruire la Lega come soggetto politico. Bossi era la Lega, lo sa benissimo questa comunità che oggi è in lutto. Bossi fu anche, e davvero la sua traiettoria è plurale, era un uomo, come dire, allergico, no, al monolitismo anche nel suo percorso personale. È stato anche il primo a porre seriamente la questione dell'immigrazione selvaggia come problema ingestibile, come
problema che va a snaturare le identità locali, nazionali, concrete. Bossi era un uomo terribilmente attaccato alla concretezza, era questa forse la vera ragione del suo impegno politico, e quindi ha visto il rischio della sostituzione di civiltà prima che diventasse un argomento dibattuto anche nel mainstream. Ci ha invitato prima di tutti a gestirla l'immigrazione, a non limitarsi a subirla, a contenerla, in nome di un realismo, anche lì, non di una discriminazione, di un realismo della convivenza, che è anzitutto convivenza delle comunità nei loro luoghi concreti, della loro vita quotidiana. È stato uno dei primi a vedere le incrinature, a un certo punto l'insostenibilità di questa globalizzazione, tutta quella ideologica, tutta quella costruita sull'astrazione di una virtualità finanziaria, da teoremi, diciamo, che veniva esportata in tutto il mondo, senza che il mondo concreto potesse recepirla, perché le differenze esistono, perché ad esempio le libertà che abbiamo per fortuna nello spicchio occidentale di mondo non ci sono dappertutto, perché non si possono appiattire, livellare, uniformare, cancellare le differenze, le storie dei popoli, delle culture, che anzi sono un valore, forse per Bossi erano il valore, e tutto quello che ho malamente detto fino adesso sembra tantissimo, ma è solo un centesimo della sua esperienza umana e politica, e alla fine probabilmente, anzi sicuramente, rimangono più salienti di qualunque ragionamento quelle due parole: ciao Senatur. E noi le vogliamo dire oggi, domani, in queste ore, su Radio Libertà, riproponendovi una selezione dei suoi discorsi, dei suoi interventi, che sono anche un riepilogo della storia di questa comunità, che è anche la comunità di voi ascoltatori, perché nessuno può raccontare Bossi meglio di Bossi. Per questo ci fermiamo qui e ribadiamo solo: grazie.